Se essere tifoso di questa società significa questo, non sono più disposto a impegnare la mia persona e le mie risorse nel progetto. Questo, in sintesi, il succo del discorso del presidente della Reyer Luigi Brugnaro dopo un'altra partita all'insegna di cori antitrevigiani da parte dei tifosi orogranata. Non è la prima volta che Brugnaro se la prende, ma è la prima in cui mette in discussione il suo impegno all'interno della società, che a suo dire è tutto tranne che cori contro qualcuno. Diseducativo anche per i più giovani. Immediate naturalmente le reazioni alle sue parole, dall'assessore comunale allo sport Roberto Pancera, che non è sorpreso dello sfogo del presidente e anzi condivide la sua idea di Venezia metropolitana, a Gianfranco Bettin, che parla di una determinazione nel pretendere un comportamento corretto e rispettoso dai propri tifosi che dovrebbero avere tutti i presidenti. Ma le dichiarazioni di Brugnaro hanno soprattutto portato dirigenti, atleti, collaboratori, tifosi, simpatizzanti, sponsor e famiglie a stilare la carta dei valori Reyer per affermare che c'è una via positiva per sostenere con passione la squadra del cuore e manifestare la voglia che il progetto continui. Un documento che incarna i veri valori della società, che non vanno traditi ma salvaguardati, dall'essere uno strumento di educazione per i giovani a un'opportunità di incontro, fino a una casa che sia un luogo per stare insieme.